venerdì 7 ottobre, buongiorno Sicilia da Michele Cucuzza ed Emanuela Corsi. Tra i nostri argomenti di oggi, i 60 anni di Mani Tese, un libro per bambini sul nostro risorgimento, eccolo qua. Andremo poi a Ragusa per sentire dai cittadini la volontà di rianimare il centro storico superiore. Ma intanto i nostri servizi, purtroppo le strade di Catania tornano a insanguinarsi, c'è stato un nuovo incidente sulla circonvallazione, ieri pomeriggio una studentessa è stata investita ancora una volta all'altezza della cittadella universitaria, purtroppo è in gravi condizioni, è una sciagura che riporta alla mente la morte di Chiara Adorno, falciata anche lei su Viale Andrea Doria, ma vediamo i particolari. Ancora un incidente stradale ed ancora una studentessa travolta sulla circonvolazione di Catania. A quasi un anno di distanza dalla morte di Chiara Adorno, uccisa mentre attraversava la strada all'altezza della cittadella, si resta con il fiato sospeso, con un'altra giovane vita appesa ad un filo. Erano da poco passate le 17:15 quando una studentessa islandese è stata falciata da un'auto che procedeva in direzione Mister Bianco, in prossimità del semaforo, delle strisce pedonali e dell'autovelox, quest'ultimo non entrato ancora in funzione. L'investitore si è fermato a prestare soccorso e nel giro di pochi minuti è arrivata un'ambulanza del 118 che ha trasportato la studentessa al pronto soccorso del Policlinico. La 22enne, giunta in codice rosso, si trova ricoverata in prognosi riservata per un trauma cranico e qualche frattura. Sulla vicenda indaga la polizia municipale. Ed un'altra tragedia si è consumata ieri pomeriggio al porto di Palermo, dove un tunisino è morto schiacciato da un auto articolato durante le operazioni di manovra di un mezzo pesante. Con molta probabilità l'extracomunitario stava cercando di entrare clandestinamente in Italia dopo aver eluso i controlli nel porto di Tunisi. Altro genere di guai, purtroppo, che si ripete, quello delle aggressioni al personale sanitario. A Palermo, allo ZEN, sono stati aggrediti medici e infermieri addirittura del 118 che portavano soccorso dopo un incidente. Cioè sempre più forte il tema della sicurezza degli operatori sanitari. Vediamo. Cita quello delle aggressioni agli operatori sanitari. L'ultimo in ordine di tempo, quella avvenuta allo ZEN di Palermo durante un intervento di soccorso dopo un incidente stradale nel quale sono rimaste ferite 3 persone quando sono stati aggrediti e picchiati medici ed infermieri del 118. Troppi per i parenti dei feriti, 7 minuti per l'intervento dell'ambulanza. Un'aggressione che ha scatenato diverse polemiche. L'Ordine dei Medici di Palermo chiede l'applicazione delle misure previste dal decreto legge in vigore dal 2 ottobre. Il direttore del 118 della centrale operativa di Palermo Trapani ed Agrigento, Fabio Genco, ha preannunciato una denuncia su quanto accaduto, chiedendo la convocazione di un tavolo in prefettura e che gli operatori vengano scortati dalle forze dell'ordine. Proponiamo che ci sia una maggiore sicurezza per i nostri operatori che giornalmente agiscono e vanno in alcune zone periferiche dove può capitare che ci siano di questi atti vandalici da parte di... Gli inquirenti stanno indagando per ricostruire l'accaduto e stanno procedendo all'acquisizione delle immagini delle telecamere dell'ambulanza e della zona. Quella di Palermo è soltanto l'ultima di una serie di aggressioni. A febbraio un medico dell'ospedale Cervello è stato picchiato con un tirapugni. A luglio è accaduto all'interno del pronto soccorso dell'ospedale Garibaldi di Catania a danno di una dottoressa. Ad agosto sono state 3 le aggressioni nel giro di pochi giorni in altrettanti ospedali siciliani. Sì, anche a Catania questo fenomeno si ripete, una situazione intollerabile, dice la CISL, soprattutto riferendosi a quanto è avvenuto recentemente al San Marco di Catania, appunto. Vediamo. L'ultima aggressione in ordine di tempo al pronto soccorso del San Marco a Catania, dove padre e figlio si sono scagliati contro i medici rompendo anche una vetrata, perché l'attesa di cure al triage per la loro parente si stava dilungando eccessivamente. Non si tratta del primo episodio e probabilmente non è nemmeno l'ultimo, ma è certo che vicende come questa accendono i riflettori sulla mancanza di sicurezza nei presidi ospedalieri, dove medici, infermieri e personale sanitario non sono al sicuro, spesso oggetto di escandescenze
incandescenze da parte di utenza stremata dalle attese. Dall'inizio dell'anno sono 26 le aggressioni denunciate al San Marco e 4 al Policlinico. Le strutture si devono costituire parte civile quando accade ciò ed è per questo che abbiamo chiesto al prefetto e continuiamo a chiedere con estrema urgenza al prefetto di convocare il tavolo provinciale per la salute e sicurezza. Nel contempo emerge anche la questione delle liste di attesa, dei triage che lasciano per ore pazienti in pronto soccorso ad aspettare, ed è qui che si scatenano momenti di tensione fino ad arrivare in alcuni casi ad aggressioni, prima verbali poi fisiche. Alcune situazioni accadono per l'estenuante attesa di codici bianchi di 11-12 ore, purtroppo per l'esigua presenza di personale medico. La richiesta è quella di un presidio fisso delle forze dell'ordine in quegli ospedali come il San Marco, dove manca. La figura del vigilante non basta perché il vigilante ha nel contratto soprattutto la tutela del bene e quindi non c'è una regola di ingaggio come lo potrebbe avere un rappresentante delle forze dell'ordine. Altro punto su cui si batte il sindacato è ottenere maggiore tutela da parte del presidio ospedaliero verso i propri dipendenti che in caso di aggressione devono pagare da sé cure e legali. Sempre acuta la crisi idrica nella nostra regione, da oggi a Palermo cominciano i razionamenti dell'acqua in alcuni quartieri, ma la situazione più complicata, lo sapete, è a Caltanissetta, dove l'acqua scorre a turni di 6 giorni, ma in certe frazioni non arriva da mesi. E quindi c'è stato un corteo di studenti e di associazioni per protestare contro questa situazione a Caltanissetta. Rivediamolo. Siamo a Caltanissetta e siamo nel 2024 e ancora non possiamo considerare l'acqua un diritto. Schifani, vogliamo lavarci le mani. Gli studenti di Caltanissetta gridano e si rivolgono al presidente della regione mentre in corteo sfilano da Piazza della Repubblica in parata contro l'emergenza idrica. Un'emergenza che non è più purtroppo una novità. Né a Caltanissetta né in gran parte del resto della Sicilia, dopo un'estate letteralmente a secco che ha scoperchiato i problemi atavici di gestione degli impianti e che ancora oggi costringe centinaia di migliaia di siciliani a turni e razionamenti. Come quelli del capoluogo nisseno, dove l'acqua in città scorre a turni di 6 giorni, ma in alcune frazioni non arriva addirittura da mesi. E il costo delle autobotti è raddoppiato, quando non triplicato. Insomma, l'acqua vale più dell'oro. E la tensione sociale non accenna a diminuire. L'emergenza è troppo seria per concedersi pause, spiega il comitato composto da studenti liceali e universitari, assieme a loro anche rappresentanti politici e associazioni. Il problema non è solo nei rubinetti, ma anche negli invasi, dove l'acqua è poca e torbida, i pesci sono in affanno. E con il vento di scirocco e il nuovo innalzamento delle temperature si rischia la moria della fauna, specchio di un disagio che tocca anche le altre province dell'isola. Palermo, dove da domani inizia il razionamento in alcuni quartieri, e nella piana di Catania, dove a soffrire sono anche i fichi d'India. Siamo al calcio con il colpaccio del Catania a Caserta. I rossazzurri di Toscano hanno vinto in rimonta grazie a una prestazione super di Jimenez. Etnei ormai a 1 punto dalla vetta. Entra Jimenez e indirizza il match. È lui l'uomo della partita del Pinto per un Catania che mette in tasca 3 punti importantissimi. Toscano sceglie la stessa squadra che ha sconfitto il Monopoli, con l'unica eccezione di Stop al posto di D'Andrea. Partita dall'avvio spigoloso con tanti fischi arbitrali, poi la consueta sfortuna del Catania di questo periodo: si fa male Lunetta, guaio muscolare. L'esterno deve lasciare spazio subito a Ierardi, con Anastasio che si sposta a centrocampo. Poi va in vantaggio la Casertana. Altro lancio lungo che sorprende la difesa del Catania in questa fase del campionato, questa volta addirittura da parte del portiere. Mancini supera tutti, si presenta davanti ad Adamonis e lo batte per l'1-0. Il Catania reagisce allo schiaffo subito e Carpani, saggi riflessi di Zanellati, ottima la risposta del portiere della Casertana. Ma l'estremo difensore dei campani non può nulla al 27esimo, quando il Catania esprime il meglio del potenziale della squadra di Toscano. Da un esterno all'altro, Anastasio crossa da sinistra, la palla spiove dalla parte opposta, dove la raccoglie Guglielmotti, che scarica una gran conclusione sotto la traversa. È 1-1.
Toscano in avvio di ripresa lancia nella mischia inglese Raimo al posto di Montalto e Guglielmotti. È la Casertana a rendersi pericolosa per prima. Azione insistita dei padroni di casa che comincia da una ripartenza. Il pallone arriva poi sui piedi di Damian, la sua conclusione trova la respinta di Adamonis. La partita resta bloccata e spezzettata e allora Toscano decide di dare spazio anche ad Andrea che rileva stoppa e in seguito a Jimenez che prende il posto di Luperini. Proprio l'ex Atalanta diventa decisivo. Tutto parte ancora da un'incursione a sinistra di Anastasio. Il cross attraversa tutto lo specchio e sul pallone ci arriva proprio Jimenez che mette dentro 2-1 per i rossazzurri, nono marcatore diverso nella stagione etnea. L'impatto sulla partita del numero 10 è devastante. Proprio lui approfitta di una bella azione di Gherardi e da destra fa partire un traversone rasoterra preciso su cui Inglese è lestissimo a mettere dentro il 3-1 finale. Una gara cominciata malissimo con un infortunio e un gol subito, finisce in gloria, un bel segnale per il campionato e per il futuro. Buongiorno Sicilia, i quotidiani della nostra regione, la parola a Emanuela Corsi. Sì, Michele, mi riallaccio all'ultimo servizio che abbiamo fatto vedere, siamo sulla prima pagina della Sicilia, il Catania, questo è il titolo che hanno scelto oggi, Catania ora si vola, i rossazzurri espugnano Caserta in rimonta a 3-1 e salgono a -1 dalla vetta. Vediamo le altre notizie, in primo piano la convention a Brucoli di Fratelli d'Italia, la 3 giorni che si è conclusa ieri, dalla Sicilia avviso agli alleati. I meloniani danno la linea, Foti siamo noi, la destra che conta e che vince. E poi ieri tra gli ospiti il nuovo ministro della cultura Giuli il coloniale che non fa prigionieri, destra deve finire la logica del rancore, queste le parole appunto del ministro. E da una convention ad un'altra, perché invece andiamo a vedere il raduno della Lega, Pontida, Salvini, Santa Alleanza Sovranista, ma Pontida però non parla del ponte. Andiamo a vedere le altre notizie siciliane. Intanto a Castelvetrano è ancora scontro per la proiezione del film Iddu che il sindaco vuole fortemente nonostante il no dell'unica sala della città. Iddu proiettato quindi al teatro Selinus dopo il no dell'unico cinema. Ancora vediamo per il lunedì siciliano campioni Fipsas, video fotosub, gli atleti catanesi che trionfano a Capri. E poi ancora nel taglio alto alcune notizie di cronaca, la ragazza, il grave incidente nuovamente sul viale Doria di Catania, una ragazza è stata travolta, poi sempre a Catania aveva nel marsupio un panetto di hashish. Ancora a Paternò parla l'ex sindaco Naso, attendiamo la Suprema Corte. E poi Naxos Taormina, parco archeologico, c'è un nuovo direttore. Qui vediamo invece una notizia che riguarda i 100 anni della radio, la grande festa porta a porta, escluso dalle celebrazioni della RAI. Bruno Vespa si arrabbia e sbatte appunto la porta. Andiamo a vedere all'interno la notizia, intanto in primo piano la politica, la convention di Fratelli d'Italia, dicevamo a Brucoli, orgoglio e potere, Fratelli d'Italia detta la linea. Noi la destra che conta e che vince. Foti suona la carica, assist al siciliano Manlio Messina, il ministro Musumeci. Altro ospite di ieri dice no all'autonomia a rate. E poi c'è l'altro ministro ospite ieri della giornata conclusiva, Giuli non fa prigionieri, basta con la nostra logica del rancore. La prima uscita del ministro della cultura, non tutti gli intellettuali di sinistra col coltello tra i denti. Giuli ha parlato di tanti argomenti ieri, appunto incalzato dai giornalisti presenti, ma anche da Pietro Senaldi che ha condotto un dibattito. Ha parlato anche di Saviano, attutisce lo scontro con Roberto Saviano che lui ha definito uno scrittore di successo coraggioso che lo obbliga a vivere una vita infernale e sotto scorta. E poi c'è la provocazione di Sanseri, che è un deputato del Movimento 5 Stelle alla Regione. Dice la convention è stata organizzata nella struttura che ha preso più soldi da Sisili per voucher non utilizzati. Quindi ritorna la polemica a proposito di Sisili, questo
progetto dell'ex governo Musumeci, appunto per rilanciare il turismo siciliano. E poi vediamo l'altra notizia che arriva da Castelvetrano. Avrà la proiezione di Iddu, liberamente ispirato alla vita di Messina Denaro, parola del sindaco, il no alla disponibilità del suo cinema Marconi, deciso da Vaccarino, ha aperto il dibattito sulla scelta dell'imprenditore. Perché Vaccarino avrebbe scelto di non proporre appunto questo film? Per onorare la memoria del padre, perché il padre sarebbe questo personaggio appunto interpretato da Tony Servillo, che ha Catello Patello, che ha un riferimento appunto a Vaccarino padre, che aveva avuto uno scambio epistolare con Messina Denaro mentre il boss era latitante, un epistolario in cui Iddu si firmava Svetonio. Poi vediamo le altre notizie. A Caltanissetta, studenti in corteo che reclamano l'acqua, ma tutti i deputati non partecipano. A Palermo, sempre per la cronaca, un immigrato muore schiacciato da un tir. E poi a Canicattì una manifestazione, l'uva, un forte simbolo di rinascita e di rilancio del territorio agrigentino. Cambiamo pagina, vediamo la prima della provincia di Catania. In primo piano c'è il piano urbanistico attuativo della città Catania Sud, che viene rispolverato nell'ultimo atto di indirizzo della Giunta, PUA, quindi ancora valido ma mai attuato. Nella relazione sul piano urbanistico generale votata dal sindaco e da assessori si parla pure della fascia costiera da 5.300 ettari tra la Playa e il fiume Simeto. Andiamo ad un'altra pagina sempre della Sicilia, perché oggi si parla di un tema della pericolosità dei social, l'ultima challenge pericolosissima che si sta diffondendo tra i ragazzini, le ragazzine giovanissime, è questa, la sex roulette, la challenge del sesso casuale fatto con degli sconosciuti, e chi resta incinta perde. È una cosa veramente inquietante, perché in alcuni casi ci potrebbe essere anche un siero positivo che viene inserito in questo gruppo di persone che devono fare appunto sesso con queste ragazzine, e quindi il rischio non è soltanto di restare appunto incinta, ma di contrarre il virus dell'HIV. Poi, giornale di Sicilia. Palermo è un'anomalia, questa è l'apertura. Schifani non accetta la tregua, vuole fuori dalla Giunta La Galla gli assessori di Italia Viva, lo stesso partito di Faraone che lo ha attaccato 2 giorni fa durante una manifestazione. Si è messo anche l'accappatoio per rivendicare appunto l'acqua. Il sindaco, rimpasto forse a gennaio, quindi si acuisce la crisi nel centrodestra che viaggia tra regione e comune, e nel centro-sinistra c'è chi legge un riavvicinamento invece tra renziani e PD, quindi la politica in primo piano. Poi vediamo un altro concorso in arrivo per assumere 79 funzionari, il bando entro l'anno. Nell'organico dei regionali entreranno anche 229 vincitori di precedenti selezioni. E poi anche qui la fotonotizia è dedicata al calcio, e in questo caso c'è la Serie B con il Palermo rosanero che disfatta la Salernitana che vince al Barbera. Vediamo le altre notizie. Sicuramente una delle notizie in primo piano è questa: da oggi il via all'acqua razionata a Palermo, iniziano i turni, la mappa e le zone che si salvano. Da oggi erogazione sospesa per 24 ore a rotazione. Palermo riscopre l'incubo. Periferia a secco dall'Arenella a Villa Tasca, da Bocca di Falco a Bonagia. E poi purtroppo il weekend, il fine settimana, è caratterizzato da ancora incidenti in moto. Ci sono 2 vittime, morti 2 giovani. Tragedia a Partanna di Trapani e Reitano.
Andiamo a vedere anche la prima pagina della Gazzetta del Sud, invece c'è questo progetto dall'ex macello al nuovo waterfront Messina, è tutto pronto per la demolizione dell'area dove sorgeva la facoltà di veterinaria. Il polo sociale e ricettivo da realizzare aumenterà così l'affaccio a mare della città. Quindi ancora opere a Messina, soprattutto in primo piano sulla Gazzetta. E poi si parla dell'abbonamento del trasporto pubblico, dell'ATM, che si chiama Move Me. Agli sgoccioli sono state vendute già 18.000 tessere. E vediamo sempre nel taglio centrale lo Stromboli in questa fotonotizia, esplosioni e colate laviche. Lo Stromboli continua a dare spettacolo, notte movimentata tra sabato e domenica per il vulcano delle Eolie, forti esplosioni e colate laviche. Vediamo ancora altre notizie, andiamo a vedere nel taglio alto, intanto la Serie C, parliamo anche del Messina, un buon Messina si prende un punto con il Benevento che è in vetta alla classifica, e poi sulla strada 117 la statale per Mistretta, scontro motosurf sul viadotto Colonna, muore anche qui un centauro. A Sant'Agata di Militello speronò l'auto della compagna, per un quarantenne il braccialetto elettronico e il divieto di avvicinarsi alla donna. Prima di passare ai quotidiani nazionali, vediamo in diretta qual è la situazione del traffico dalle nostre parti, con l'aiuto importante della Polizia Stradale. Da Enna in diretta il commissario Giuseppe Camarata. Commissario, a lei la parola. In questo momento c'è una difficoltà nel collegamento, lo faremo tra poco. A te, Emanuela. Sì, allora partiamo con la stampa nazionale. Oggi è il 7 ottobre, un anno fa esattamente, Michele, l'attacco terroristico di Hamas nel territorio israeliano, e quindi questo è il tema in primo piano. La notizia, il Corriere della Sera mette il Medio Oriente, Israele sfida tutti un anno dopo. Nell'anniversario dell'eccidio di Hamas, Mattarella dice bisogna scongiurare l'allargamento del conflitto. Raid e incursioni a Gaza e in Libano. L'Iran minaccia: se attaccate colpiremo ancora. Come è cominciato? È cominciato tutto alle 6:29, dicevamo, di un anno fa, risveglio e tenebre. Quel giorno l'alba nera di raver, soldati e famiglie di un popolo che da un anno si chiede: tu dov'eri? E poi ricordiamo cosa è rimasto dopo un anno, al di là del conflitto che si è esteso, si è allargato. Ci sono ancora 101 ostaggi nelle mani di Hamas. Erano 250 che inizialmente erano stati appunto presi in ostaggio dai terroristi. Vediamo le altre notizie. Intanto la Lega, Pontida, Salvini vara l'alleanza dei patrioti e riapre il fronte con Forza Italia. Orban, presente appunto alla convention della Lega, è un eroe e folla poi per Vannacci, anche lui sul palco del raduno di Pontida. Andiamo a vedere la fotonotizia che oggi il Corriere della Sera dedica a Sammy Basso, il ragazzo che non era vecchio. Riprenderemo tra pochissimo la rassegna stampa con la nostra Emanuela Corsi, e adesso siamo in grado di collegarci con il commissario Camarata della Polizia Stradale a Enna. Buongiorno commissario, qual è la situazione del traffico in questo momento? Buongiorno a lei e buongiorno a tutti i telespettatori. Allora, vediamo insieme qual è la situazione della viabilità sulle strade e le autostrade ricadenti nel compartimento polizia stradale della Sicilia orientale. Allora, sulla A20 Messina-Palermo permane la chiusura della galleria Calavà, questo purtroppo causa problemi al traffico. Per quanto riguarda l'autostrada 18 Messina-Catania, si segnalano code tra Giarre ed Acireale in direzione Catania a causa di lavori in corso. Sulla tangenziale di Catania, tra i paesi Etnei e
e lo svincolo di San Giorgio in direzione Siracusa si segnalano rallentamenti e traffico intenso per lavori in corso allo svincolo di San Giorgio. Inoltre si segnala pure traffico intenso sempre sulla A18 DIR, sulla tangenziale di Catania, in zona Canalicchio, direzione sud Catania Centro. Sulla strada statale 121 Catania-Paternò si segnalano code e rallentamenti tra gli svincoli di Vaccorrente e lo svincolo di Mister Bianco. Per quanto riguarda l'autostrada 19, la Palermo-Catania, scusate, persiste sempre la chiusura dello svincolo di Enna per chi proviene da Catania, mentre è regolarmente aperto l'ingresso dallo svincolo di Enna e in uscita per chi proviene da Palermo. Al momento non abbiamo altre notizie, come sempre vi invitiamo ad utilizzare la massima prudenza alla guida e buon viaggio dalla Polizia Stradale. Grazie commissario Cammarata, in diretta da Enna. Adesso facciamo una breve pausa, poi torneremo alla rassegna stampa dei quotidiani nazionali con Emanuela Corsi. Buongiorno Sicilia, a più tardi. Un'occhiata ai quotidiani nazionali da Buongiorno Sicilia con Emanuela Corsi. Sì, riprendiamo con le prime pagine. Vediamo, dicevamo, oggi è l'anniversario del famoso 7 ottobre 2023. Ecco qui, questa è la prima pagina del Dubbio, che semplicemente mette una porta rossa e scrive 7 ottobre, il giorno del pogrom, appunto dell'aggressione agli ebrei. E poi vediamo anche domani il titolo: la strage, l'orrore e la vendetta, il pogrom che cambiò la storia. A un anno dal massacro del 7 ottobre, il mondo si interroga sul futuro. Un fatto è certo: Israele vuole rivoluzionare l'assetto del Medio Oriente. Ancora, vediamo La Stampa. Ira Israele. Teheran si blinda, Teheran che ha paura adesso di una controffensiva, di una risposta di Israele dopo l'attacco di qualche giorno fa, e quindi chiude gli aeroporti per ore. L'esercito di Gerusalemme sconfitta l'ala militare di Hamas. Queste le parole appunto di Israele per quanto riguarda questo anno di conflitto. Schlein poi risponde a Bruck: il PD non c'entra con il corteo di Roma di sabato, ma rivendico il diritto di criticare Netanyahu. Vediamo le altre notizie. Salvini che va all'attacco a Pontida, paghino i banchieri, nasce l'asse dei patrioti d'Europa. Poi vediamo ancora nel taglio centrale Gerry segreto, un'intervista al conduttore Gerry Scotti, Pier Silvio stia lontano dalla politica. Queste sono le parole appunto del conduttore, anche perché ultimamente si fa sempre più forte e più insistente questa voce di Pier Silvio Berlusconi, che potrebbe scendere in campo come il padre e fondare un suo partito. E poi la lezione di Semmi Basso, che sfidava il tempo, è morto a 28 anni, è stato il simbolo della ricerca, ecco, contro soprattutto malattie come la sua. Lui era affetto da questa malattia che gli causava un invecchiamento precoce. Poi vediamo Il Tempo, qualche giornale anche abbastanza schierato, diciamo, su quello che è la notizia del giorno, quindi l'anniversario del 7 ottobre. Ecco, scrive: i complici del 7 ottobre, c'è anche la scritta in arabo, la piazza inneggia a Hezbollah e Hamas e la sinistra resta in silenzio. E qui vediamo i leader appunto del centro-sinistra, le opposizioni. La Verità. Vescovo e imam pregano per l'invasione. Il prelato di Treviso e il religioso musulmano si sono abbracciati nella sede della Caritas avvolti da coperte termiche. Diamo voce al grido di chi è in cammino per accogliere tutti. Ricordano la strage di Lampedusa per invocare i confini spalancati. E qui poi c'è scritto: non bastavano Casarini e compagni alla fondazione Migrantes. Poi le parole di Orban, processo Open Arms, dove ricordiamo imputato il ministro Salvini, una vergogna, dovremmo portare i clandestini a Bruxelles. Insomma, questo è il sommario. Vediamo Repubblica a proposito di Orban, di Pontida, di quello che è successo. Ecco, la
la Pontida nera di Orbán. Questo è il titolo di oggi. Il premier ungherese invocato dalla platea come il leader dei patrioti e osannato quando parla contro gli immigrati. Salvini attacca il cancro dell'estremismo islamico e sul caso Open Arms non possono processare un intero popolo. Queste le parole appunto di Salvini dal palco di Pontida. E poi ha parlato anche Giorgetti. Torna alla carica sulle tasse nel mirino, dice ci saranno banche e imprese. Andiamo a vedere all'interno appunto la notizia in primo piano, quindi nel fango con Orbán. A Pontida trionfa il leader ungherese e il pratone verde si tinge di nero. Folla in delirio per i sovranisti europei ospitati al raduno del Carroccio, tra i militanti anche attacchi ai migranti e difesa della Russia di Putin, è l'unico che resiste all'America. E poi Salvini che tenta il ponte con Trump e Meloni che adesso teme l'America First. La Premier intravede rischi commerciali per l'Italia dai dazi. L'Unione è riservata sul fattore invece Donald. E ancora Salvini che tuona contro le banche e avvisa Forza Italia, paghino di più. C'è una forte rottura su questo punto tra i due alleati, tra appunto Lega e Forza Italia per quanto riguarda la tassazione delle banche. Dal palco di Pontida lo show del leader leghista davanti a un pratone con tanti spazi vuoti, poi parla del cancro dell'estremismo islamico e sul caso Open Arms appunto le parole che abbiamo visto non possono processare un intero popolo. E poi Vannacci Star, ospite anche lui a Pontida, ipoteca il congresso, una mia mozione, non lo escludo. Il generale sul palco, accolto dai fan, il suo libro va a ruba, quello della vice premier invece no. Insomma, ampia pagina su questo raduno di Pontida. E poi ancora a pagina 6 vediamo anche Giorgetti, il nostro ministro dell'economia, che dice so a chi chiedere sacrifici, anche alla luce delle sue parole di qualche giorno fa rispetto alla prossima manovra finanziaria. Ires più pesante sugli utili delle imprese. Il MEF valuta sia il taglio delle detrazioni sia un'addizionale, le trattative parallele con ABI e con Confindustria. E ancora spending review per i ministeri con tagli lineari. La Farnesina è nel mirino appunto del nostro ministro dell'economia. Andiamo a vedere Libero, che anche qui si apre con Pontida, l'internazionale di Pontida, la sfida del Carroccio. Salvini sul pratone con Orbán e Wilders, lancia la Lega Santa contro la sinistra dell'Unione Europea, Islam radicale e i clandestini. Cittadinanza facile, no, togliamola a chi delinque. E poi guerriglia nella capitale, appunto sabato durante questa manifestazione pro-Palestina, Schlein difende i manifestanti, corteo per lo più pacifico. Il Giornale, tasse migranti, la ricetta di Salvini, il leader della Lega, a pagare siano i banchieri, asse con Orbán e Wilders. E poi oggi c'è un dossier sul 7 ottobre, a un anno dalla strage, appunto lo speciale del Giornale. Vediamo ancora il Messaggero. Oggi in primo piano c'è un'intervista al nostro ministro dell'Interno Piantedosi. C'è chi vuole destabilizzare, queste le sue parole, qualcuno prova a cavalcare la crisi medio orientale per alzare la tensione, il riferimento sempre appunto a questi cortei, a questa protesta soprattutto di 2 giorni fa. Ghetto blindato per la commemorazione intanto del 7 ottobre con Meloni, Mattarella, basta escalation. E poi vediamo le pensioni. Oggi in prima pagina il direttore dell'INPS che dice pensioni minime più alte si può, parla Wittenberga, aumento sostenibile, va difeso il potere di acquisto delle fasce deboli. E poi vediamo il caso di Napoli per la cronaca, pena ridotta al killer di JoJo.
La mamma dice pronta a battermi. Il killer di JoJo, il 24enne, ricordiamo che venne ucciso in un pub a Napoli, è condannato in via definitiva a 20 anni di carcere, ma ne farà soltanto 14. La madre di questo ragazzo è contro gli scontri di pena e appunto dice: combatterò per quella che secondo lei è un'ingiustizia. JoJo tra l'altro era un ragazzo che doveva andare a suonare, era un musicista e doveva andare a suonare allo scorso Sanremo. E poi velocemente vediamo anche il Sole 24 Ore, si parla dei rischi calamità di polizze assicurative, visto che questo tema era stato tirato fuori anche dal nostro ministro Musumeci. Ecco, l'Italia più fragile, ma sulle polizze insegue l'Europa. Contro i danni da catastrofi ha assicurato soltanto il 5% delle aziende e il 6% delle case. Nel nostro paese il quadro delle regole è in forte ritardo. Prima di avere in studio uno dei protagonisti di Mani Tese, questa benemerita organizzazione di volontariato che festeggia, per modo di dire, i 60 anni, diamo un'occhiata al tempo. State con noi, buongiorno Sicilia. Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo, giornata di venerdì che vedrà un contesto ancora instabile sulle regioni centrali e su quelle di nord-est, mentre la situazione tenderà progressivamente a migliorare su quelle di nord-ovest. Al sud sarà una giornata variabile, sulla Sicilia però avremo una giornata in prevalenza soleggiata con clima asciutto e con al più qualche nuvola di passaggio in mattinata sul Messinese. Attenzione però ai venti che soffieranno forti, saranno di maestrale, il tutto con temperature massime che saranno in calo e non andranno oltre i 29-30 gradi. Per quanto riguarda poi la giornata di sabato, il contesto si presenterà ancora una volta stabile, clima asciutto, prevalenza di sole, con un po' di variabilità in serata, specialmente sul versante tirrenico. Temperature massime che non subiranno particolari variazioni. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo. Potrei dirvi che stiamo per tornare su Antenna Sicilia e Telecolor. Potrei dirvi che ricomincia Isola Verde. Potrei dirvi che ancora abbiamo tanti luoghi meravigliosi da visitare, tante storie di grandi personaggi siciliani da raccontare. Insomma, potrei dirvi che ci sono imprenditori da raccontare, potrei dirvi che ci sono strade da percorrere, montagne da scalare, fiumi da guardare. Potrei dirvi che Isola Verde sta per tornare, sì, su Antenna Sicilia e Telecolor, ma non ve lo dico, è perché ve l'ho già detto. Vi aspetto. Isola Verde, la Sicilia delle cose belle. Qua Buongiorno Sicilia ha due ospiti di Mani Tese, come potrete notare dalle loro magliette. Maria La Pietra, che è una volontaria di Catania, buongiorno e benvenuta, complimenti, e Marco Gurrieri, che è il referente dei progetti di Mani Tese. Mani Tese la conosciamo un po' tutti, festeggia, diciamo per così dire, i suoi 60 anni. Gurrieri, quali sono i principali, diciamo, progetti che avete realizzato? Sono tantissimi, ma ce ne ricorda qualcuno? Beh, certamente Mani Tese nasce proprio per sostenere progetti nei paesi del sud del mondo. Questa è un po' la peculiarità e lo fa valorizzando proprio le potenzialità delle risorse locali, e quindi molti di noi sono stati ad esempio a visionare alcuni progetti in Burkina Faso attinenti al miglioramento dell'agricoltura, pozzi per l'acqua potabile. Sono tantissimi progetti che abbiamo realizzato. Ma ci teniamo anche a dire che Mani Tese dalla sua nascita ha sempre cercato di sensibilizzare l'opinione pubblica su quelle che sono le cause che determinano la povertà nel sud del mondo, e quindi con delle campagne di pressione politica per sostenere veramente le popolazioni del sud del mondo, e contro il cambiamento climatico, che ahimè oggi è uno dei temi principali. Sotto i nostri occhi anche. Anche dalle nostre parti purtroppo. Maria La Pietra, complimenti, lei è una volontaria. Siete tanti volontari di Mani Tese, vero? Sì, siamo tantissimi, tutti con la stessa etica, sia per l'ambiente che per il sociale. E come si è avvicinata a Mani Tese? Se lo vuole ricordare? Assolutamente sì. Da giovane. Ancora sono giovane. Poco tempo fa, diciamo. Poco tempo fa. Volevo fare qualcosa che
comprendesse sia l'ambito del riuso, del riciclo, perciò del sostenimento ambientale, perciò di un'economia sostenibile, ma anche da un punto di vista sociale per aiutare il prossimo. Infatti con Manitese ci sono diversi progetti che aiutano non solo i ragazzi all'interno del territorio, ma anche minori stranieri non accompagnati e rifugiati politici, soprattutto con un progetto, il progetto Ricreazioni, che è un progetto dell'8 per 1000 di Manitese. Complimenti, lei è di Catanese, abbiamo detto, e quindi fate iniziative anche in Sicilia dunque? Sì, diciamo che l'associazione ha cercato di declinare a livello territoriale gli ideali che da sempre porta avanti e cerchiamo di inserire soprattutto all'interno dell'attività per cui siamo forse più noti a Catania, il mercatino dell'usato per la solidarietà, che è realizzato grazie alle donazioni di tanti cittadini catanesi, e riusciamo a inserire per esempio persone dell'area penale, quindi minori adulti dell'area penale, che riescono quindi, anziché andare in carcere, a fare un'attività di volontariato, tra virgolette obbligatorio, lo chiamiamo un po' così, e quindi è un'azione educativa importante. Oltre a questo abbiamo attività importanti con le scuole, perché per noi è fondamentale l'azione educativa e sappiamo bene che in alcuni nostri quartieri ci sono tante difficoltà, e quindi attraverso alcuni progetti, come per esempio un progetto che si chiama Costruire Educando, la nostra comunità educante solidale, riusciamo ad esempio a fornire delle doti educative a ragazzi che hanno bisogno, da libri o materiale scolastico. Stiamo vedendo alcune immagini mentre voi parlate, esattamente giovani, anche giovani immigrati che collaborano con voi. Lei accennava, Maria, a ricreazioni, è una bella parola che conosce bene quando c'è la ricreazione, invece ricreazioni. Ricreazioni. Praticamente questo termine si è deciso proprio per questo progetto dell'8 per 1000 per dare una nuova possibilità sia ai ragazzi ma anche ai materiali. I materiali che i ragazzi utilizzano in questo progetto fanno sia falegnameria che sartoria e utilizzano materiali di riciclo. Come adesso, per esempio, voi in alto lì potete vedere qualche immagine. Prego, continua a parlare. Praticamente utilizzando i materiali di riciclo si cerca di creare, di aiutarli a imparare l'italiano, a imparare un lavoro, ma principalmente a imparare a rispettare l'ambiente, perché il riciclo, il riuso e il riutilizzo sono i tre aspetti fondamentali, soprattutto delle buone pratiche, che sono fondamentali per non solo la sopravvivenza nostra, ma anche del mondo, dell'ambiente. Mentre invece Marco ha fatto riferimento a Fieri, fabbrica interculturale ed ecosostenibile del riuso. È più semplice Fieri. Più bello Fieri, più semplice. Sì, è un percorso che è nato diversi anni fa grazie ad una struttura che ci è stata data in comodato d'uso dal Comune di Catania, un progetto che ha permesso di ristrutturarla, e in questo luogo viene fatto ad esempio proprio il progetto di cui ci parlava Maria, cioè il progetto Ricreazioni. È una sede proprio distaccata dove si fanno queste attività importanti, in questo momento soprattutto per i ragazzi, i minori stranieri non accompagnati, ma in realtà è un territorio aperto al quartiere in via Palermo 541, quindi facciamo tutta una serie di attività lì, anche feste per esempio, e di autofinanziamento. Vengono molti giovani minori non accompagnati, come dite voi, o figli di immigrati o immigrati che arrivano magari purtroppo senza genitori alle volte. Stiamo lavorando con questi ragazzi e devo dire stanno nascendo anche, perché poi alla fine è anche l'amicizia che si crea con i ragazzi, che serve anche a battere le barriere, eliminare pregiudizi, quindi sono percorsi che ci aiutano anche noi a crescere. Ecco. Bello questo. Diciamo, noi realizziamo progetti nel sud del mondo, ma in realtà in questo modo il sud del mondo che arriva da noi ed è più o meno un percorso analogo. Però andate anche nei quartieri, diciamo, periferici di Catania. Sì, assolutamente. Non voglio chiamarli a rischio perché sono tutti amici nostri, sì. Quartieri della periferia. Assolutamente sì. Noi cerchiamo di essere inclusivi a pieno raggio, perché l'associazione Manitese
ha il compito di cercare di creare inclusività, ma non solo, ma anche integrazione sociale dal punto di vista non solo del ragazzo migrante, ma anche del ragazzo che ha altre problematiche, ha solamente bisogno di una guida. È giusto, giusto. E ce la fate dove? A Librino? Noi in questo momento lavoriamo soprattutto nell'area nord di Catania, quindi sì, sarebbe da Trappeto, San Giovanni Galermo e anche una parte di Canalicchio. Abbiamo con con gli istituti scolastici di quel territorio abbiamo un percorso che dura da anni, cioè le scuole ci chiamano proprio perché insieme riusciamo a fare delle attività nel territorio, e per questo un po' gli enti finanziatori, come ad esempio Fondazione con i Bambini, ci approva dei progetti, perché è una rete già stabile di per sé. I progetti però ci aiutano a fare delle cose che altrimenti non potremmo fare, come ad esempio quello di fornire delle doti educative per i ragazzi, come dicevo prima, e stiamo lavorando molto con le famiglie. Fare in modo che un gruppo di volontari, di genitori volontari, si metta a disposizione per aiutare famiglie che hanno più problemi. Questa è una sfida che ci siamo posti. Perché davvero una sfida molto interessante, lei ne faceva cenno prima, per soprattutto i più giovani, i minorenni che vengono da famiglie i cui genitori, diciamo, o uno dei genitori magari ha problemi di legalità, diciamo così. Voi cosa fate? E noi agiamo su due livelli. Il primo è quello appunto di lottare contro quelle che sono le povertà educative, no? E quindi in qualche modo far sì che si elimini il discorso della dispersione scolastica, perché molto parte da lì. Se i ragazzi lasciano la scuola poi è facile che vengano presi di mira dalla malavita per spaccio e altro, quindi già tenerli a scuola è il primo obiettivo. Nel momento in cui poi dovessero, ahimè, delinquere, cadere in questo tipo di reati, noi appunto con gli assistenti sociali cerchiamo di partecipare a un percorso di recupero. Quando parlavo prima della messa alla prova, è qualcosa che ci aiuta in qualche modo a come dire, rieducare il ragazzo, nella speranza che diciamo esca definitivamente dai giri quindi criminali. Messa alla prova vuol dire anche d'intesa con le istituzioni? Sì, diciamo, noi collaboriamo con gli assistenti sociali dell'USM, Ufficio per i minori, e anche dell'UEPE, Ufficio dell'esecuzione penale esterna di Catania. Molto e quindi i risultati sono buoni, dica la verità. Per gli adulti sì, perché gli adulti spesso delinquono per cose meno gravi. Per i ragazzi è più complicato, perché perché il ragazzo, per riuscire definitivamente a emanciparsi, deve uscire purtroppo in maniera molto drastica spesso anche dal quartiere. È complicato riuscire a recuperare il minore se non si sgancia da certe dinamiche. Perde le relazioni più forti. Esatto. È difficile, se devo essere sincero è difficile, però ci dobbiamo provare. Ma voi siete bravissimi. E costruire educando, ne avete già accennato, ce lo vuole un po' ricordare? Sì, ci sono dei progetti con le scuole che principalmente sono due: Costruire Educando e Pepe, percorsi contro la dispersione scolastica. Questi due progetti hanno il compito con educatori, pedagogisti e professionisti nel campo di cercare di debellare non solo la dispersione scolastica, ma anche aiutare le famiglie a cercare di debellare la possibilità che i ragazzi possano prendere una cattiva strada. E noi cerchiamo principalmente ovviamente con questi progetti di fare in modo che non solo il territorio ma i ragazzi possano avere una possibilità, perché il nostro futuro sono i ragazzi, però dipende da noi e ovviamente con i professionisti cercare di dargli questa possibilità. È bellissimo quello che lei dice, davvero dovremmo farne tesoro senza retorica, dipende molto da noi se le cose possono cambiare oppure no. Chi vuole avvicinarsi a Manitese come deve fare? Sicuramente voi siete tantissimi, migliaia, ma... No, abbiamo bisogno in realtà di volontari per sostenere queste nostre progettualità, e quindi è sufficiente mandarci, siamo su internet, su Facebook, basta cliccare Manitese Sicilia, si trovano tutti i nostri numeri di telefono, anche Manitese Nazionale, perché comunque siamo in rete, il nostro numero c'è. Ci tenevo a dire anche una cosa importante. E questi progetti non li potremmo mai fare da soli. Noi siamo in rete con tantissime associazioni, se no sarebbe impossibile agire
nei territori in maniera funzionale, quindi dalla cooperativa Prospettiva al Comune di Catania, che ovviamente viene coinvolto in queste attività. Parlavamo prima dell'USM, UEPE, il Centro Astalli, il Centro Servizi per il Volontariato, cioè è una rete importante senza la quale non potremmo mai, cioè non siamo da soli, non siamo così presuntuosi, diciamo. Per fortuna no, ma voi siete davvero un po' centrali in tutto questo. Complimenti davvero per quello che fate. Maria La Pietra e Marco Gurrieri, 60 anni di volontariato di Mani Tese. Tra poco questo libro, C'era una volta il Risorgimento, la storia, diciamo così, italiana del secolo scorso, di 2 secoli fa, per i bambini, scritta con i inversi addirittura, raccontata ai bambini. State con noi, grazie, complimenti e buon lavoro a voi. A più tardi, buongiorno Sicilia. C'era una volta il Risorgimento e c'è ancora, però questo è un po' diverso da quello consueto, nel senso che è la storia in versi raccontata ai bambini, e chi la racconta la nostra ospite, Agata Reitano. Sul libro troverete anche il suo secondo cognome, Barbagallo. L'editore è Fatà, e già sulla copertina si vedono personaggi importanti, si vede Cavour, si vede il re. Lei ha una bellissima coccarda intanto, benvenuta. Che cosa indica? Allora, vabbè, il tricolore è chiaro. Sì, questo libro, la prima edizione, è nata nel 2011 in occasione del 150° dell'Unità d'Italia. La casa editrice è torinese e sono stati loro a chiedermi di scrivere qualcosa, perché con la casa editrice Fatà avevo già pubblicato altri libri per bambine. Perché io nasco come scrittrice per bambine e tutta questa storia è nata già fin dalla mia prima gravidanza. Quando aspettavo il primo figlio ho già pensato... Adesso quanti figli hai? Ora ho 2 figli sposati e 4 nipotini. Oh, che bella, complimenti. 4 nipotini. Ma infatti, lei è stata insegnante? Sono stata insegnante di materie letterarie alla scuola media. Allora, cosa vuol dire la storia in versi raccontata ai bambini? Allora, io penso che sia importante oggi far conoscere la storia ai bambini. La storia sono loro, ma la devono conoscere, perché se non si conosce la storia magari si vive così un pochettino alla giornata senza sapere dove andare e come fare. Giusto. Quindi è importante che la storia si studia anche con diletto, col piacere. Ecco perché io scrivo per loro in filastrocche. Agata la racconta tutta in filastrocche. Sì. Fantastico. Ci può leggere il prologo, per farvi un'idea. A chi è destinato questo libretto? A chi la storia studia con diletto, a chi sostiene con la sua azione il sogno di unità della nazione. Oggi si impara che la libertà, comprata a caro prezzo, è una rarità, e quando finalmente la si ottiene, barattarla con altro proprio non conviene. 150 anni sono passati, conquiste e sacrifici non vanno dimenticati. Occorre tener desta la memoria, così maestra diventa la storia. Ma è meraviglioso, c'è tutto in sintesi, e poi con queste stupende filastrocche. A chi le legge queste filastrocche? Dove vanno? Allora, a scuola, ho fatto tanti progetti lettura in tante scuole di tutta l'Italia. Soprattutto nel 2011 ho girato dal Piemonte, Lombardia, Toscana, Campania, Basilicata e Sicilia, quasi tutte le province, bellissime. Mi accoglievano con le bandierine dove avevano scritto tutte le domande, avevano già imparato a memoria quasi tutte le filastrocche, quindi quando io arrivavo loro cominciavano a declamarle, a recitarle. Le recitavano con lei? E le insegnanti mi dicevano che si erano divertite tantissimo proprio a leggere queste storie. Ma ecco perché la casa editrice ha sentito il bisogno di rifare un'altra edizione. Ci sono delle pagine nuove, però il contenuto è sempre questo. Nella ultima di copertina
si parla del fatto che eravamo una specie di Arlecchino. Sì. Ce la vuole leggere? Perché? Dov'è Sì, che... l'Italia era come il vestito di Arlecchino. I ragazzi questo interesserà moltissimo. Sì, sì, infatti per sintetizzare, ecco, dicevo io così, toppe di qua, toppe di là, poco pane, nessuna libertà, alzava la voce lo straniero, usando le bugie a disonor del vero. Per fortuna che c'erano pensatori, musicisti, poeti, gran scrittori che volevano l'Italia indipendente, libera dallo straniero, intelligente. Quanti eroi hanno dato la vita? E la storia dice a che è servita? A rifare l'Italia tutta intera, come un vestito nuovo a primavera. E oggi più che mai che si parla di secessione, me lo lasci dire, questo libro è attualissimo e i bambini e gli insegnanti devono leggerlo, perché non si può dividere l'Italia dopo tanti sacrifici, e tanti nostri padri hanno pagato a caro prezzo con la vita questa battaglia per gli ideali, perché la cultura, gli ideali sono a base della storia. Se non ci fossero questi non ci sarebbe niente, parole che passano nel vuoto. Giusto. Gira anche per le scuole siciliane? Certo, ho girato quasi tutte le province siciliane. Che bello, sì, le reazioni sempre positive? Bellissime, sì, sì, sì. Ora certo un po' c'è l'età, no? Mi sono un po' stancata a fare questo, però nel cuore c'è sempre l'ardore per far conoscere questi grandi patrioti, ma non solo quelli noti, come Cavour, D'Azeglio, Giuseppe Mazzini, Garibaldi, Vittorio Emanuele II, Massimo D'Azeglio, ma anche quelli dimenticati, perché accanto ai protagonisti del Risorgimento ci sono i personaggi dimenticati, che a Torino soprattutto e ai margini delle città hanno fatto un grande lavoro. Ricordo San Giovanni Bosco, ricordo il Gottolengo, ricordo anche la marchesa Giulietta Colbert di Barolo. Davvero, questi sono personaggi poco noti. Sono poco noti, Brava. però che hanno fatto veramente tanto per l'Italia e per questi ragazzi, per far sì che loro si integrassero, diciamo, in questa società, che non rimanessero ai margini. Ecco perché io dico la cultura è importante. Certo. E poi ho ideato questa storia di Giuseppe Verdi, che essendo il padre del Risorgimento e con le sue opere, il Nabucco in particolare, ma anche tante altre, ha dato, diciamo, uno stimolo in più agli italiani per mantenere vivo proprio questo desiderio di libertà e di indipendenza. Quante filastrocche ci sono qua? Racconta un suo immaginario nipotino, perché lui non ne ha avute nipotine, e io l'ho chiamato Luciano a ricordo del famoso Pavarotti che tante arie ha cantato di Verdi. Quante filastrocche ci sono? Sono 45. 45 allora, filastrocche. Ma un momento, rima. quando si mette a crearle? Allora, cos'è? No, non è difficile, diciamo. Da quando ho i nipotini è impossibile. Perché non le Infatti, danno mi sono fermata, sto aspettando che crescano, perché sono tutti 4, 5, 6 anni, ecco. Sto aspettando che crescano un poco per costruirle con loro. Perché sennò... Per costruire con loro nuove filastrocche e nuove storie. Ma è bellissimo. Vabbè, ci lega allora l'epilogo. Perché celebrare, lì erano i 150 anni, comunque, sì, perché erano i 150 celebrare l'unità d'Italia, che è molto importante. Celebrare l'unità vuol dire ricordare la nostra storia comune e poi mostrare attraverso l'arte, la fede, la cultura, pagine di unione fragile, ma si spera duratura. Oggi il vecchio continente non è del mondo più il motore, ma una missione da compiere e ci vuole il cuore. Altri popoli avanzano come giganti, pronti a inghiottire gli stati divisi tutti quanti. Chi darà all'Italia le ali per affrontare le sfide globali? Chi costruisce il futuro con speranza
e all'Unità solo si fidanza. Ma che bella! Ma lei io dico a chi scrive per i bambini, a chi pensa ai bambini. Ma questo dovremmo leggerlo anche noi adulti. Lei è una politologa. Devo dire che sì, molti adulti l'hanno letto con piacere e proprio dice, è stato come ripassare la storia e riviverla e ridare slancio, diciamo. E poi c'è un'ispirazione di fondo molto molto bella, molto importante e come diceva lei prima, molto attuale. Facciamo i complimenti alla nostra Agata Aretano, secondo cognome Barbagallo. C'era una volta il Risorgimento, ma le possono adottare le scuole, volendo? Certo, perché no? Certo. Per esempio le classi che volessero, dedicato più che altro penso alle elementari forse, o anche alla scuola media, anche alla scuola media, medie. L'editrice è Fatà, lo vedete là sotto in basso, è Fatà Editrice di Torino. Complimenti ancora. Questo libro si trova al Museo del Risorgimento. Oh, l'hanno adottato lì, un famoso Museo del Risorgimento di Torino. Complimenti davvero. Ecco. Allora, grazie a Agata Aretano, noi facciamo una breve pausa, tra poco ce ne andremo a Ragusa e scoprirete perché. State con noi, buongiorno Sicilia. Sicilia, i problemi delle città, certe volte si dice ma c'è troppo traffico, allora pedonalizziamo. Certe volte queste pedonalizzazioni non sempre funzionano, ne abbiamo parlato qualche volta a Catania. Adesso andiamo a vedere a Ragusa con la nostra Veronica Barbarino, che è anche un ospite. Ciao Veronica, presentaci il tuo ospite, Michele, e parlaci subito del problema che ha Ragusa dal punto di vista della pedonalizzazione. Buongiorno, siamo in via Roma, come potete vedere. La zona è pedonale e non c'è nessuno, ok? Lunedì mattina magari sono tutti al lavoro, però è anche vero che se la vogliamo paragonare a una delle città come Catania o altri centri, soprattutto i salotti buoni, dei centri storici di altre città, veramente non c'è nessuno che passeggia. Chi c'è lì con te? Noi siamo in diretta insieme a Elio Guastella, il presidente del centro commerciale naturale I Tre Ponti. Buongiorno direttore, buongiorno a tutti. Benvenuto, buongiorno. E allora, nel 2012 ricordiamo, Elio, che l'amministrazione comunale di allora ha voluto la pedonalizzazione e anche penalizzazione, possiamo dire, della via Roma, nonostante alcuni commercianti non fossero d'accordo. Raccontiamo un po' brevemente la storia e poi tiriamo le somme. Sì, allora in effetti la vicenda inizia un po' prima. Fino al 2004-2005 questa via Roma era considerata il cuore pulsante della città, veniva frequentata dai ragusani con regolarità e venire via Roma era un momento di incontro, una sorta di privilegio, l'agorà della città. Qui si svolgevano le manifestazioni, gli incontri, le relazioni si creavano. Poi in quegli anni ci furono delle scelte di politica del territorio che determinarono tutta una serie di cose, ne dico alcune. Si aprirono 2 grossi centri commerciali a ridosso della città, ci fu una cementificazione delle periferie semiresidenziali spinta e questo portò ad un esodo di tante famiglie che lì potevano trovare un pezzo di giardino, un garage, cose che nel centro non c'erano. Poi ci fu la mancata, il mancato adeguamento del piano regolatore, per cui senza piani particolareggiati gli abitanti del centro non riuscivano ad adeguare alle nuove esigenze le abitazioni del centro. Insomma, se ne andarono. Messo accanto ai parcheggi, questo determinò la desertificazione del centro storico. Come dice bene Veronica, nel 2012 gli amministratori del tempo decisero di ridare un nuovo look alla città
e quindi l'arredamento, la piantimazione, l'illuminazione, e quindi questa via Roma fu rifatta ed è elegante, bella. Ricordiamoci che Ragusa ospita diversi siti UNESCO, uno è alle nostre spalle, il Duomo della città, il Palazzo Vescovile, Palazzo Zacco, quindi siamo inseriti in una, come dire, eleganza e anche storia di questa nostra città. Era giusto che Ragusa Superiore avesse il suo salotto buono. Ricordiamo che Ragusa ha Ragusa Ibla, che è la parte storica, pre-terremoto, e poi Ragusa Superiore, che è dove siamo in questo momento. Quindi, come dicevi tu, sì. Spopolandosi il centro... Sì. Ci fu una desertificazione che andò avanti ed è andata avanti perché non è cambiato niente con la pedonalizzazione, solo un peggioramento della situazione. Nel 2023, al culmine di questa desolazione... Chiusura di commercianti, sì. Di diversi negozi... Alcuni commercianti decisero di mettersi insieme, di darsi una linea, di cercare di risollevare la testa, e in effetti elaborarono un programma, rispolverarono un vecchio consorzio che era stato costituito nel 2010 ma non operava, e diedero vita a questo centro commerciale naturale, i Tre Ponti. Elaborarono un programma di rivitalizzazione, lo presentarono all'amministrazione, e Veronica, come tu sai, bisogna dire che il sindaco, l'attuale sindaco, sposò in pieno questa cosa e ci ha sostenuto economicamente, finanziariamente, creando due condizioni: che i commercianti partecipassero a questo investimento economico, ma soprattutto che si facessero carico pienamente della gestione degli eventi, delle rassegne e di tutto il resto. E com'è andata? Com'è andata, Veronica, Elio? Allora, devo dire, nel 2023 c'è stato un grande successo. È come se il ragusano, che è laborioso e collegato alla sua città, come se non aspettasse altro. È rientrato, bene. È tornato. La nostra la possiamo definire davvero una storia di successo da questo punto di vista, al punto che, non lo so, rilevavo con Veronica prima, abbiamo chiesto al comune una regia degli eventi, perché ormai il problema è un altro, quasi quello che un evento ne vampirizza un altro. L'esempio è, Veronica ha fatto un servizio in questo senso. Fino a ieri sera si è conclusa la kermesse di Ibla Baskers, gli artisti di strada. Abbiamo trasmesso i servizi della nostra Veronica. Ne abbiamo parlato. Come no? Grande successo di pubblico, grande partecipazione e quindi un momento coinvolgente per la città. Ok, la sera quindi il ragusano riscopre il centro storico, ma durante la giornata i negozianti viene qualcuno a fare la passeggiata in via Roma? Ecco, questo è il punto dolente. Ci siamo accorti che portare la gente in centro perché c'è un gruppo musicale, la presentazione di un libro oppure una rappresentazione teatrale, lì siamo riusciti. La gente si è riconciliata col centro, quello che manca è l'attività economica, la vita pulsante, come l'ha definita Veronica. Quindi, in buona sostanza, d'altra parte, non è che ci possiamo dimenticare, c'è uno studio dagli inizi di quest'anno di Confcommercio Nazionale che denuncia la chiusura di 111.000 negozi nei centri storici italiani, una caduta verticale. E questa ancora una volta i centri commerciali, il commercio online, le difficoltà di parcheggio. Quindi la partita è vinta per quanto riguarda come dire, questa rivitalizzazione. Siamo ancora in mezzo al guado per ricreare e riconnettere il tessuto soprattutto commerciale. Ecco, ma Elio, secondo lei qual è la strada giusta? Non penso sia quella di aprire al traffico delle automobili, no? Pensare un ritorno indietro. Questo è escluso. Quindi noi questa via Roma, questa piazza San Giovanni, anch'essa pedonale che abbiamo, ce la dobbiamo tenere
perché la gente quando viene deve poter trovare un salotto e non c'è salotto in mezzo alle macchine che passano. Perfetto, Il discorso perfetto. credo che sia molto più a carico, per esempio, dei parcheggi, della possibilità reale che può avere la persona con i figli di poter arrivare senza grandi problemi. Un altro problema è la sicurezza. Abbiamo incontrato il prefetto in questi giorni perché noi non siamo, Ragusa è una città tranquilla, assolutamente tranquilla, però non c'è dubbio che le case sfitte sono state date in affitto ai migranti e legittimamente i migranti vivono i loro spazi. Vivono i loro spazi, frequentano la città, ma non c'è l'integrazione. Questa integrazione tra la comunità ragusana e i migranti non la registriamo, come se fossero due entità che ancora non si parlano. Nonostante ci siano, ricordiamo però gli enti che lavorano affinché ci sia questa integrazione, però evidentemente ancora c'è tanto da fare. Sì, bisogna credo lavorare sulla integrazione e su iniziative. Certo, direttore, non credo che la risposta sia riaprire le isole pedonali, almeno è il mio punto di vista. Concordo in pieno. Allora, i parcheggi è un tratto comune in tutte le zone pedonalizzate, bisogna poterci arrivare in qualche modo. E adesso dovete battervi per questa integrazione che, se avete buona volontà, come appare chiaramente, creare magari iniziative, proporre momenti di incontro in modo da fare diventare le due comunità un'unica comunità, la comunità ragusana, che è una comunità di grande civiltà e di grande cultura. Grazie. Sì, proprio così, le sue parole vadano in cielo, cioè questo, la nuova frontiera è questa, quella di integrare attraverso la scuola molto, attraverso dei corsi di recupero di doposcuola, attraverso una serie di iniziative che sostengono, perché è tutta gente i cui figli sono nati qua, e la maggioranza di questi ragazzi li vede di colore, c'è una forte comunità da noi albanese, rumena e tunisina, poi anche Senegal, Ghana, e questa brava gente studia, opera, lavora qui. Solo che però, come dire, ancora non c'è stata non è partita questa integrazione. E questa è la strada che dovrete battere, e proprio nel momento in cui, come sapete, si discute molto a Roma a livello politico generale di come dare la cittadinanza, se darla, quando darla, ai figli degli immigrati che sono nati in Italia. Vedremo quale sarà l'esperienza di Ragusa. Intanto complimenti e grazie a Elio Guastella, presidente del Centro Commerciale Naturale Tre Punti, e naturalmente alla nostra Veronica Barbarino, che ringrazio e saluto molto e che troveremo prestissimo. Grazie a voi per l'opportunità, grazie davvero. Bene, auguri, in bocca al lupo, e adesso è il momento dell'almanacco. Buongiorno Sicilia. Ogni anno, il 7 ottobre, il mondo si unisce per celebrare la Giornata Mondiale del Soccorso. Questa giornata è dedicata ad onorare i soccorritori di tutto il mondo e riconoscere il loro coraggio, la loro dedizione e il loro impegno nel salvare vite umane in situazioni di emergenza. La Giornata Mondiale del Soccorso è stata istituita per la prima volta nel 2002 dalla Federazione Internazionale delle Società della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa. Questa data è stata scelta in onore della firma della prima Convenzione di Ginevra. Ma sapete qual è il processo che sta alla base della visione dei colori? L'occhio crea immagini mediante 3 tipi di cellule fotosensibili, dette coni per via della forma. Quando vengono attivati i coni, vengono emessi dei segnali nervosi che arriveranno al cervello e produrranno la percezione del colore. Ma sapete che la canocchia, una tipologia di crostaceo, ha 12 tipi di ricettori per i colori? Riesce infatti a vedere anche ultravioletto e vicino infrarosso.
allora andiamo a vedere i colori delle stelle, ma anche del cinema con il nostro Marco Amato, che per chiarire dice: io sto bevendo il caffè, così, se non l'aveste capito ce l'ha scritto là. Ciao, benvenuto. Buongiorno Michele, buongiorno Sicilia. Evviva! Questa tazzina... Oggi vi accolgo con una tazzina un po' celebrativa di questo mio grande amore per il caffè. Dice: bevanda miracolosa, bevanda amara dagli effetti miracolosi. Fantastico, è un dizionario che ci sei scritto da solo, immagino. Esatto, è una linea di tazzine con le diciture da dizionario. Perfetto. Allora, buongiorno a tutti e iniziamo subito con qualche curiosità stellare. Ebbene, vi volevo narrare oggi di come gli effetti di Giove, che è diventato retrogrado, ripescano un po' di successi. Ebbene, Giove è pianeta del successo, dell'espansione e della grandezza, e in particolare in questo momento zodiacale ruota in Gemelli, quindi i Gemelli ripescano un po' dal loro passato qualcosa di importante. Facciamo un esempio un pochino più hollywoodiano. Ebbene, vi narro di Cillian Murphy, che dopo il grandissimo successo di Oppenheimer ha avuto come proposta quella di trasporre cinematograficamente in un film una delle serie di più grande successo alla quale ha preso parte, ovvero Peaky Blinders, una storia che riguarda un clan di rapinatori decisamente rocamboleschi, dai toni molto romantici e intrecciati in delle sottotrame veramente molto particolari. La bravura recitativa di tutto il cast ha portato a proporre invece adesso la trasposizione in un film. Cillian Murphy, che appunto è dei Gemelli, verrà affiancato questa volta da due bilancia molto importanti, ovvero Rebecca Ferguson e Barry Keoghan. Ebbene, è un trionfo dei segni d'aria a questo punto, proprio perché Gemelli, Bilancia e Acquario rappresentano la terna d'aria, ed è proprio Giove che li magnifica in questa loro connessione. Quindi in bocca al lupo, e ci aspettiamo tutti un gran bel film. Oggi baldanzosa e allegra luna in Sagittario, che restituisce una pole position ai segni d'aria, appunto Gemelli, Bilancia, Acquario, ottima. I segni d'aria liberi di pensare, di agire, di amare. Datevi da fare. Allora, se va bene agli aria, chiaramente per regola zodiacale va bene anche ai fuoco, quindi Sagittario sicuramente quella bella luna vi permette di riprendere dei rapporti un po' trascurati e torna all'amore, quindi attenzione Sagittario, potete un po' rilassarvi. Ariete e Leone sono tutti presi e compresi da un aggiustamento che fa parte per l'Ariete in termini carrieristici, mentre un progetto più organico il Leone vuole pensare a tutta la costituzione della sua vita e anche a rimettere le cose a posto in amore. Bene anche gli Acqua, che oggi si sentono un pochino più motivati ad agire. Non importerà loro tanto il come, ma l'arrivare ad un compromesso affettivo che li faccia stare bene per Cancro, Scorpione e Pesci. Per ultimi Terra, un po' rallentati da questi movimenti molto veloci, si sentono incalzati e stanno un po' a guardare, quindi Toro, Capricorno e Vergine sono un po' in osservazione, attenti soprattutto allo sguardo acuto della Vergine a cui nulla sfugge. E detto questo, vi auguro una splendida giornata e un buon inizio settimana. Altrettanto a te, grazie a Marco Amato. Adesso chiediamo a Emanuela ancora di dare un'occhiata ai quotidiani. Andiamo, Michele, con il Corriere della Sera negli Stati Uniti, dove si allarga lo scandalo e l'inchiesta per abusi e traffico sessuale a carico del rapper P. Diddy. Sono sempre di più le persone che lo accusano di stupri durante i suoi party. Lui all'anagrafe si chiama Sean Combs, ultimamente si faceva chiamare P. Diddy, ma nacque come Puff Daddy. Ecco, ci sono altre 120 persone che lo accusano appunto di essere state stuprate durante questi party dove si praticava sesso estremo, venivano usate delle droghe, e quindi qualcuno si chiede se ci sarà un nuovo Me Too in America proprio per queste feste selvagge che organizzava. E poi vediamo velocemente per gli spettacoli di Repubblica il telefilm, la serie dedicata agli
agli 883 dove è nato l'uomo ragno. La storia degli 883 è un ritratto semplice e fedele di due ragazzi di provincia. Sarà bellissimo da vedere. Il 7 ottobre del 2018, ve lo ricordo io, i Maneskin conquistano il primo posto nella classifica FIMI dei singoli con il loro successo Torna a casa. I Maneskin sono una band giovanissima, come sapete benissimo, è partita dalle strade di Roma, qualche volta l'ho incontrata anch'io personalmente, nel giro di pochi anni ha saputo conquistare milioni di fan in tutto il mondo. Quindi buongiorno Sicilia con Torna a casa, a domani!